Artisti, perché questa è una trasmissione che non solo propone artisti, ospiti, tutto quello che c'è che riguarda la musica napoletana, la musica del sud, ma c'è anche la possibilità di interagire con noi. Difatti questa è la prima trasmissione che vi dà l'opportunità di interagire con la TV. La TV la fate voi con Hit Napoli 78, classifiche, dediche, ospiti, interviste, tutto quello che vi pare. Anche stasera è ricchissima di ospiti. Qui con me stasera, e vorrei un grande applauso, Ilenia e Marianna, eccole qui. Grazie. Anche stasera, anche oggi, perché noi andiamo in onda in diversi orari del giorno, avremo l'opportunità di poter vedere degli ospiti. Io direi subito di cominciare con un personaggio, un artista che si sta facendo largo all'interno della super classifica di Hit Napoli 78, e voglio invitare qui sul palco per la prima esibizione di stasera Leo Peruccio. Facciamo scornă și spuia. Stamane în dopo cinze non si va ferma, quando la conferenza si va piglia. Fammi sci con te, ma fammi contenta, fammi parla te, voglio che mi senta io con te, non fermarsi per non perdere. Che pensiero che me tutte sere fammi sci con te, non pensare più niente, non mi stanchi te, stai dicendo sì insieme a me. Che pensiero che me tutte sere fammi sci con te, ma fammi contenta, fammi parla te, voglio che mi senta io con te, non mi fermassi per non perdere. Senza te mi confidassi che pensiero che me tutte sere fammi sci con te, non pensare più stanche te, stai dicendo sì insieme a me. Fammi sci con te, ma fammi contenta, fammi parla te, stai dicendo sì insieme a me. Grazie. Quindi
gira un po' dovunque, che sta andando anche molto bene. Io lo dico con estrema sincerità perché parlavo anche con degli amici qualche giorno fa e parlavano proprio di te. Un video molto bello che è presente anche nella nostra super classifica. Sì, io la seguo sempre questa super classifica, c'è questa trasmissione pure, e il video è stato realizzato da Ciro Cillo con Enzo De Vito. Enzo De Vito, che tra l'altro è anche il nostro regista, il nostro sceneggiatore. Allora, volevo chiederti un'altra cosa, è vero che sta per uscire anche un tuo nuovo lavoro a febbraio, Sì, se non mi sbaglio?